Il Palazzo Municipale di Sora ha ospitato sabato 9 marzo il primo dei 18 incontri previsti nell'ambito del progetto di valorizzazione dei fondi librari antichi nella provincia di Frosinone e Mi metto panni reali e curiali. Nel corso dell'appuntamento sul tema Le nostre città nelle pagine degli storici settecenteschi, il professor Luigi Alonzi, docente di storia moderna presso l'Università degli Studi di Palermo, ha illustrato alcune opere di Bernardo Clavelli, Francesco Tuzzi, Giovanni Lisi e Ferdinando Pistilli, soffermandosi su come si costruisce e come si trasmette la memoria storica. Il progetto di valorizzazione dei testi antichi della provincia di Frosinone si inserisce chiaramente nel quadro di un più ampio discorso che riguarda non solo questo territorio ma anche la nostra collettività nazionale e potremmo dire anche europea. Qual è il discorso che abbiamo affrontato questa mattina? Come si costruisce e come si trasmette la memoria storica. È una questione di chiara rilevanza che interpella in questi ultimi tempi anche le nostre istituzioni pubbliche. Come sapete, la storia negli ultimi tempi è stata oggetto di ampie discussioni, si è messa in dubbio la validità dello studio della storia e addirittura si vuole derubricarla dai titoli di esami, degli esami di maturità. Sarebbe bene invece ritornare con maggiore contezza su queste questioni. La storia fa parte del nostro patrimonio culturale, soprattutto per quanto riguarda l'Europa. Il discorso si dispone diversamente per altri paesi, ma per quanto riguarda l'Europa è molto importante ritornare su questi temi. Il progetto è promosso dalla Biblioteca Provinciale di Frosinone con l'adesione di altri enti e biblioteche del territorio provinciale, realizzato in sinergia con l'amministrazione comunale di Sora e il Centro Studi Sorani Vincenzo Patriarca. Il Centro di Studi Sorani con molto orgoglio collabora attivamente a questa iniziativa che ritiene validissima proprio perché consentirà a moltissimi di accostarsi in maniera più consapevole a questo patrimonio che giace nelle nostre biblioteche e che deve essere valorizzato, prima di tutto conosciuto. Quindi questi incontri hanno questo valore specifico di fare in modo che sorga l'interesse, la curiosità e l'attenzione verso questo patrimonio. Poi l'incontro di oggi è stato superbo, il professor Luigi Alonzi è per noi un'antica amicizia perché ha frequentato da giovanissimo il Centro di Studi Sorani, abbiamo pubblicato noi il primo suo lavoro scientifico che lo ha avviato alla cattedra universitaria ed anzi è il caso di dire che Sora può vantare tantissimi giovani, oltre a persone anche più attempate, che danno lustro alla città come docenti universitari, non solo in prestigiose università italiane, ma anche in prestigiose università e centri di ricerca in Europa e nel mondo intero. Quindi questo è un aspetto che qualifica Sora e a cui l'amministrazione comunale dovrebbe dare maggior peso.